Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che sinceramente non pensavo di dover fare. Mm, Non pensavo che la cosa andasse a finire così. È una vicenda ormai, tra virgolette, anche già vecchia. Però visto che nel fine settimana non ero a casa e visto che non avevo la possibilità di girare questo video, lo giro adesso. Tra l'altro il video credo che uscirà oggi e vi ricordo che stasera mi troverete in live su Twitch, trovate tutti i link qua sotto in descrizione, per parlare di questo argomento ma anche di tantissime altre cose come il calciomercato del Cagliari, la situazione di Nandez, eccetera eccetera. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione, più o meno indicativamente per le 21, 21 e un quarto, massimo 21 e 30 mi troverete online su Twitch in live per parlare. Nainggolan, Raja Nainggolan, nonostante io abbia già registrato il video e rimarrà in privato per sempre, non sarà un giocatore del Cagliari. Una situazione che secondo me era difficile da preventivare all'inizio, perché con lo svincolo del Ninja dall'Inter penso che la strada fosse più che spianata per il terzo ritorno di Nainggolan a Cagliari. Però così non è, anzi per il quarto, perché il primo arrivo, il secondo quello dei 2 anni fa, il terzo quello dell'anno scorso, questo sarebbe stato il quarto. E ci sono rimasto male e non mi sentirete dire che Nainggolan è un mercenario. Primo perché non credo che sia così e secondo perché sono particolarmente legato a Nainggolan come giocatore e come uomo. È chiaro che in alcune partite di recente abbia lasciato molto a desiderare, sono io il primo a saperlo, come sono sempre stato io il primo a dire che se avessimo dovuto prendere Nainggolan dell'anno scorso era una trattativa da evitare, perché quel Nainggolan non è un qualcosa in più nella rosa del Cagliari, però rimane pur sempre il Ninja, ok? E a me non dispiace il fatto che non sia venuto, ok? Ci tengo a ribadire questo concetto. Non è che sono triste per il fatto che Nainggolan non vestirà la maglia del Cagliari per questa stagione, perché questa è il meno. È il lato umano. Più che il lato umano è il lato dirigenziale. Il vedere come è stata gestita questa trattativa. E soprattutto il vedere che il Cagliari, oltre a Nainggolan, non avessi altri nomi. Ma zero. Zero proprio, perché oltre a Nainggolan per il centrocampo, ho tolto Strootman, che tra l'altro credo sia stato preso proprio per far giocare in coppia con Nainggolan. Oltre a Strootman, tu non hai avuto una minima idea su chi prendere, oltre a Nainggolan, dando per scontato che Nainggolan arrivasse. Perché se tu non hai agito fino all'ultimo secondo, sostanzialmente hai dato per scontato che Nainggolan arrivasse. E quindi ti sei ritrovato a sostanzialmente una settimana prima che cominci il campionato e quindi di conseguenza 2 settimane prima che finisca il calciomercato, con in mano un pugno di mosche e una squadra ancora completamente da rifare. Perché lasciando perdere Nainggolan nel centrocampo, la squadra rimane incompleta, ricca di esuberi, ricca di giocatori che non sono all'altezza, e il tempo per ottenere i ricambi è ristretto. E oltre al fatto che è ristretto il tempo, noi non abbiamo palesemente le potenzialità e l'appeal per avere dei giocatori che possono essere minimamente utili a questo progetto, se così lo vogliamo definire.
perché il fatto che ora la Sardegna Arena si chiami Unipol Domus non fa capire che il Cagliari, non fa percepire alla gente che il Cagliari abbia un progetto, perché questo progetto non esiste. Io continuo sulla falsariga, sul continuo del pensiero che ho espresso alcune volte in live, anche qui su YouTube, che ormai in realtà il Cagliari non esista. Il Cagliari tendenzialmente non esiste più. È rimasta la storia del Cagliari, sono rimasti i grandi giocatori del passato, sono rimasti le buonissime promesse che abbiamo sfornato in tempi recenti, ma di ciccia, di sostanza il Cagliari non esiste, non esiste. Quindi a me la cosa che lascia l'amaro in bocca è come è stata gestita questa trattativa, il vedere che non si è fatto nulla di concreto per portare veramente Nainggolan al Cagliari, forse evidentemente perché non lo si voleva più. E la accetterei, la accetterei come cosa se la società lo esprimesse, se dicesse abbiamo deciso di non puntare su Nainggolan, ma in realtà non è così. Il Cagliari su Nainggolan ci voleva puntare, è che non è stata in grado di gestire una trattativa. Molti potrebbero dire Nainggolan è stato mercenario. Io non riesco a vedere Nainggolan come mercenario, sicuramente, per due semplici motivi. Uno, è vero, sì, gli hanno offerto più soldi e lui è andato dove gli hanno offerto più soldi, ma se fosse stato quello poteva rimanere tranquillamente all'Inter. Apprende molti più soldi senza nemmeno fa niente. Cioè, che vuoi di più? Non lo so. Secondo, il motivo per cui proprio non mi viene in mente il motivo per cui dire è un mercenario è il fatto di dove è andato e in quale squadra. È andato in Belgio, ricordiamo che lui è belga, lui non ha mai giocato in Belgio, ed è andato ad Anversa. Se non mi sbaglio, lui credo sia proprio di Anversa, sia cresciuto lì. Non riesco a vederlo come mercenario, non ce la faccio. Ragazzi, a parità di obiettivi, perché credo che no, forse l'Anversa se la lotta per qualche posto in Europa Conference League. È chiaro che chiunque, magari non chiunque, ma facciamo un buon 6 persone su 10, avrebbero scelto l'Anversa. Perché il Cagliari non ti dà i presupposti giusti per venire da noi. Non te li dà, non ha appeal, come si suol dire. Quindi non diamo del mercenario a Nainggolan, perché io non credo sia un mercenario, ma incominciamoci, e spero che chiunque lo faccia, anche quelli che hanno sempre dato contro a Giulini, ma io spero che anche i più fedeli di Giulini incominciano a farsi delle domande, perché questo castello di sabbia, nemmeno di carte, di sabbia, si sta sgretolando dalle basi già da 7 anni. Questo è il mio pensiero sulla vicenda Nainggolan. Sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Vi ricordo che stasera verso le 21 più o meno starò in live su Twitch, tutti i link qua sotto in descrizione. E detto questo, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.